Noi allora a questo punto riprendiamo la linea, vi proponiamo l'ultima parte del dibattito coronavirus e agricoltura. Abbiamo chiesto ai 4 imprenditori agricoli ospiti della nostra tavola rotonda di raccontarci come vedono il futuro e come si sono organizzati per affrontare la fase 2. E poi il dibattito termina con le conclusioni dei 2 presidenti regionali CIA, Cristiano Fini per l'Emilia Romagna e Gianmichele Passarini per il Veneto. Gli agriturismi si sono dati da fare perché ovviamente si sono dati l'asporto, chi preparava appunto, proponeva il menù e chi preparava anche la cassetta del contadino, quindi hanno cominciato a uscire. Questo grazie anche, in questo caso abbiamo qua il nostro presidente di turismo della CIA, Passarini, che grazie a lui siamo riusciti a ottenere per gli agriturismi del Veneto la possibilità dell'asporto, che noi non c'era. Abbiamo voglia di aprire, ovviamente, e questo non c'è dubbio, solo che a tutt'oggi abbiamo tante parole ma nessuna certezza. Quindi noi siamo disponibili, abbiamo voglia di aprire non solo l'agriturismo ma anche i nostri giardini e qua c'è un altro problema, perché anche aprire le aree verdi richiede una documentazione, però insomma che si chiama SCIA, ma credo che potremmo far fronte anche a questa. Io dico che dopo un bel temporale c'è sempre l'arcobaleno. Credo che sia ora dell'arcobaleno. Allora proseguiamo anche con Alessandro, insomma, le prospettive da qui in avanti. No, in campagna non ci siamo mai fermati. Mi è piaciuto molto prima il passaggio che dice ci siamo anche sentiti un attimino in obbligo di non fermarci, perché comunque produciamo alimenti e un po' mi sembra che adesso io abito in una cittadina abbastanza piccola, però mi sono accorto che i cittadini comunque, non sapendo più dove andare, sono venuti nelle nostre campagne, sono un po' ingombranti, però adesso non erano abituati e quindi ci stiamo uno con l'altro a riscoprirci. Però c'è dialogo. Queste passeggiate un po' clandestine nei filari, nei frutteti, era vero, insomma, succedeva. Sì, no, era vero, giorno e notte, però c'è stato modo di scambiarsi opinioni, chi più chi meno, più colorate che meno, però insomma, secondo me ci si è anche riavvicinati un pelino a quello che era l'agricoltura e l'agricoltura italiana, e in molti casi io spero che il consumatore, la signora Maria, si sia accorta che comunque nelle nostre campagne, nei nostri allevamenti, aggiungo anche se non è il mio settore, si lavora bene, si lavora sano, si lavora con professionalità e nelle norme, perché comunque anche noi cioè nella frutticoltura non abbiamo fatto delle grosse fatiche con i disciplinari che ci venivano proposti, perché si avvicinavano molto a quello che comunque ai standard qualitativi che avevamo già in atto nelle aziende. Quindi per il futuro cosa dire? Il mondo è cambiato. Io spero che in questo anno qui tante persone scoprano che in Italia i prodotti sono più buoni o sono buoni come altri, e quindi spero che il mondo, cioè che diciamo che il commercio cambi e che comunque metta in primo posto l'Italia e il consumatore capisca che il prodotto italiano è al primo posto. Anche tu, Fabrizio, hai avuto la percezione che c'è una, diciamo, i consumatori, i cittadini vedono già in una luce diversa i produttori, gli agricoltori, nel tuo caso gli allevatori. Peraltro tu dicevi che hai confezionato un piccolo video che ha una sorta è una specie di racconto fatto in azienda per fare vedere ai più piccini come avviene, come si svolge la vita di un allevatore. Sì,
l'idea del video carino per i piccoli in realtà è nata per la campagna denigratoria che sulla stampa c'è nei confronti degli allevatori, dell'allevamento in generale, come se il coronavirus si fosse diffuso in certe zone per colpa degli allevamenti e dell'inquinamento che questi portano. E io ho voluto invece fare informazione ai più piccoli, che saranno le generazioni future, dimostrando che l'allevamento è assolutamente un posto etico dove c'è un contatto fra uomo e animale che deve essere riscoperto. E questo è stato il motore che ha spinto a fare queste lezioni, diciamo così, gite virtuali per i bambini. Ecco, Matteo, chiediamo anche a te, insomma, da qui in avanti un po' le sensazioni e anche le prospettive, insomma, che immagini. Per noi nel nostro settore è difficile fare prospettive anche senza il coronavirus. Viviamo veramente con una volatilità dei prezzi, sia all'acquisto che alla vendita, che varia non in anno, ma addirittura di stagione in stagione, di mese in mese. Quindi soprattutto per alcune tipologie di prodotto, penso per esempio al vitellone Chevrolet. Quindi è difficile fare delle prospettive. L'apertura del canale Oreca non ci dà certezze, perché non sappiamo in che tempi, non sappiamo con che volumi, non sappiamo se il consumatore richiederà la ristorazione cibo italiano, cosa che adesso avviene poco, per esempio. Fare semplicemente una considerazione generale, si prevede che in Europa saremo tutti economicamente un po' più deboli. Generalmente quando c'è minor disponibilità economica, quando si va a fare la spesa, le carni più costose rimangono sullo scaffale per prediligere magari carni meno costose. Quindi le prospettive non sono del tutto rosee. Però ci sono degli aspetti da considerare di tipo diverso. Io credo che dopo questa emergenza saremo diversi, cioè saremo diversi come persone, come imprese, come collettività in generale, e potremo essere o migliori o peggiori, dipende da alcune cose. Penso che le riflessioni, le analisi, le emozioni che abbiamo provato in questo periodo ci potranno portare a cambiare quella che è la scala dei valori. Penso che questo sia fondamentale. Io ho visto veramente un mondo agroalimentare che è stato in prima linea, oltre al fatto i medici, i paramedici, il mondo del volontariato. Ho visto un'energia meravigliosa in Italia. Io penso che dal capitale umano bisogna ripartire. Penso che un capitale umano come il nostro, al di là della cultura, la storia, l'ambiente che ha l'Italia, è proprio il capitale umano che gli altri paesi non hanno, e quindi proprio da questo dobbiamo ripartire. Grazie. A questo punto, Claudio, cosa dici? Facciamo le conclusioni con i presidenti, un messaggio anche magari in questa fase da qui in avanti, un messaggio anche di incoraggiamento, immagino, insomma, per tutte le aziende agricole. Il messaggio che vorrei dare, e mi collego anche un po' all'ultimo ragionamento, è questo. Io vorrei davvero che ci fosse più consapevolezza da parte del consumatore rispetto a quello che facciamo noi quotidianamente, e questa consapevolezza vorrei che fosse anche riconosciuta e ripagata a dovere, perché io credo che in queste settimane abbiamo visto veramente, abbiamo toccato con mano l'importanza dell'agroalimentare e del cibo nella nostra vita quotidiana. Bene, l'abbiamo vista, l'abbiamo riconosciuta. Forse ora è anche giunto il momento di riconoscerla economicamente. Dico questo perché spero, mi auguro che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, che probabilmente vedranno anche una crisi un po' più spiccata e un potere d'acquisto anche ridotto, spero, mi auguro che venga data più importanza a uno zucchino, a un pomodoro, piuttosto che a un pezzo di parmigiano reggiano rispetto a un cellulare, a un televisore. Quindi spendiamo 2 euro in più per quello che mangiamo e magari possiamo risparmiare 2 euro in meno rispetto a un bene tecnologico o qualcos'altro che non è primario, perché l'agroalimentare, il cibo è primario, tutto il resto non è primario. Quindi l'auspicio è questo, e l'auspicio è anche di poter continuare a respirare l'aria che abbiamo respirato in queste ultime settimane,
a vedere e a toccare con mano l'acqua limpida che abbiamo visto, e anche rispetto a, diciamo, quello che è il cielo azzurro limpido che abbiamo visto, perché sicuramente, avendo ridotto le emissioni, e non è, vengo a quello che diceva Fabrizio, sicuramente colpa e responsabilità del settore agricolo, avendo ridotto le emissioni siamo riusciti, credo, anche a vivere molto meglio. L'auspicio è di continuare così anche nei prossimi mesi. Bene, adesso Gianmichele tocca a te. La chiusura dopo dei concetti così profondi e anche forbiti diventa quasi stucchevole. Io dico che è un orgoglio per me rappresentare queste aziende e quindi la forza che mi trasmettono i nostri produttori anche nell'affrontare le problematiche è quella che poi mi dà lo spirito di entrare sui tavoli politici e rappresentarli al meglio. Oggi abbiamo avuto una politica che, e qui non posso non fare un'analisi rispetto anche agli strumenti che hanno messo in campo, che non dà risposte all'impresa, dà risposte più ad una parte di cittadinanza, ma le risposte vere all'impresa non ci sono. E non parlo solo delle dotazioni economiche, parlo proprio anche di un approccio di idea di cosa vuol dire fare l'agricoltore e l'agricoltura oggi in Italia. Un settore che, devo dire, assieme ai dottori e agli infermieri è stato chiamato e noi abbiamo risposto presente in prima linea in questa guerra, perché lo diceva prima Matteo, in quei giorni giravano solo gli infermieri, giravano solo gli agricoltori, e quindi, ma l'abbiamo fatto volentieri perché sentivamo che era nostro dovere portare il cibo nelle tavole degli italiani, e portare un cibo sano, un cibo garantito, un cibo certificato, un cibo che spesso non viene remunerato, ma l'abbiamo fatto lo stesso, siamo scesi comunque nei nostri campi e nelle nostre aziende. Allora è chiaro che qual è l'auspicio? L'auspicio è che sicuramente ci venga riconosciuto, ma che veniamo percepiti come un elemento essenziale di questa nostra economia, di questo nostro sistema, e che ci siano delle politiche anche promozionali da qui in avanti, perché è vero, il mondo è cambiato, il mondo cambierà, abbiamo visto le dinamiche che prima erano certezze rivelarsi delle incertezze, e chi vivrà vedrà, no? Sapremo solo vivendo cosa sarà l'approccio. Certo che comunque dobbiamo farci. Il sistema non lo si fa a pezzetti, lo si fa tutti insieme, quindi il messaggio che io lancio è questo: comprate italiano, i cittadini siete tutelati, siete garantiti, gli agricoltori sono lì con voi, sono vicino a voi. Se qualche peccatuccio ce l'abbiamo, cercheremo di migliorarlo, ma lo miglioriamo insieme, non con la contrapposizione, non con l'approccio ideologico, non con la caccia alle streghe. La puntata di oggi termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. In sovraimpressione vedete anche tutti i nostri riferimenti, dal sito internet ai social, e tutti i modi per restare a contatto con noi. Vi aspettiamo puntuali tra 7 giorni alla solita ora, e vi diamo anche una piccola anticipazione: parleremo anche di cereali per vedere come si presenta l'annata del grano in particolare, e anche per parlare di innovazione varietale. A presto! In collaborazione con